Favara il centro studi Antonio Russello, presieduto da Gaspare Agnello, ha organizzato una giornata di commemorazione dello scrittore Antonio Russello in occasione del 17° anniversario della sua morte. Dopo il raduno delle scuole, l'esibizione di alcuni gruppi artistici in piazza Cavour e la deposizione di una corona d'alloro ai piedi del monumento ad Antonio Russello, si è svolto un incontro dibattito al Castello Chiaramonte, dove è stata inoltre inaugurata una mostra di pittura della scuola del maestro Vincenzo Patti, intitolata I luoghi di Russello, e sono state consegnate delle targhe allo stesso Patti e allo scrittore Matteo Collura. Sì, direi che certe manifestazioni, certe onoranze, certe celebrazioni sarebbe meglio farle mentre il destinatario è in vita, insomma, sarebbe più utile per tutti, soprattutto per lui. Russello di tutta questa festa, di questo riconoscimento postumo, ovviamente non ne saprà niente, quindi sono manifestazioni che riguardano chi c'è, manifestazioni che oggi riguardano Favara, che può tenere nel ricordo, mi auguro sempre più vivo, questo scrittore che ha avuto una grande importanza, anche se non è stato molto riconosciuto in vita, insomma, ha avuto degli articoli sporadici, insomma, è stato riscoperto dopo la morte, così come avviene con tanti altri scrittori. Tommaso di Lampedusa è l'esempio più clamoroso, insomma, quando uscì il Gattopardo lui era già morto. È una grande soddisfazione essere qui a celebrare Antonio Russello, anche perché, diciamo la verità, tanti fuori da Favara non lo conoscevano e noi con la strada degli scrittori siamo riusciti ad accendere i riflettori su questo fenomeno che si chiama Favara. Grazie alla Cultural Farm ovviamente c'è tanta gente che viene, ma adesso c'è anche tanta gente che comincia a incuriosirsi perché Antonio Russello diventa uno dei pilastri di questa strada degli scrittori che da Caltanissetta fino a Porta Empedocle ha avuto la fortuna di veder nascere e lavorare Rosso di San Secondo, Sciascia, Pirandello, Camilleri e così via, Russello primo fra tutti. E io sono contento che siamo alla vigilia del secondo master di scrittura che alla Fondazione Sciascia faremo proprio in memoria di Russello, Sciascia, Pirandello, pensando a Camilleri, a tanti che lavorano in questo territorio come Simonetta Agnello Orbi, Matteo Collura. Un master di scrittura che può diventare un dono di noi genitori o dei nonni ai figli e ai nipoti alla fine delle scuole, perché dal 1° al 7 luglio alla Fondazione Sciascia per 7 giorni ci saranno Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, Andrea Purgatori, Ficarra e Picone, Francesco Merlo, Matteo Collura e tanti altri a fare da docenti per scoprire come ci si avvicina a un saggio, come si scrive un romanzo, qual è il rapporto fra la scrittura cinematografica e la letteratura e così via. Russello ritorna a Favara, tutti i libri di Russello, o perlomeno la maggior parte dei libri di Russello, sono ambientati a Favara e questo non avviene a caso e lo dice lui stesso nella prefazione alla Luna si mangia morti. Il luogo dove si ambienta un libro non può essere scelto dentro, non si trova dentro una bottiglia, ma nasce dai sentimenti, dalle radici di cui ognuno è fatto. Quindi Favara è al centro di tutta la letteratura di Antonio Russello e Favara con Antonio Russello diventa metafora del mondo. Antonio Russello oggi viene riscattato, egli scrive: vicenda di un autore pervicacemente appartato, in urto con leggi e riti del mercato editoriale, e non di meno ostinato nel continuare a trasferire il suo mondo in produzioni scritte solo per la costituzione di un privato archivio memoriale. Questo privato archivio memoriale oggi noi lo stiamo riscoprendo e siamo andati in tutte le scuole a spiegare qual è la letteratura di Antonio Russello. Quindi questa è una giornata importante perché finalmente Russello torna a Favara.